Salvagno, l'agente di polizia locale di Venezia, in carcere con l'accusa di aver ucciso a Mira Sergiu Tarna, la fuga in Spagna, poi il ritorno, il nascondiglio in un casolare fino all'arresto. Sul movente spunta l'ipotesi sentimentale. La sera del delitto il barman prelevato a forza e caricato in auto, poi il colpo di pistola alla tempia. Salvagno non ha agito da solo, caccia al complice. Salvagno ha risposto alle domande degli inquirenti. Quell'incontro non aveva l'obiettivo di ucciderlo. Il suo avvocato, persona con grosse fragilità, è molto scosso. Armate di piccone e coltello, 2 minorenni devastano la stazione di Longarone e un bar aggredendo il titolare. Le 2 ragazzine sono state arrestate dalla polizia. Incidente sul lavoro questa mattina sul Ponte dei Nori a Valdagno. Durante i lavori di manutenzione il braccio di una gru si è rotto trascinando l'auto articolato e l'operaio al suo interno. Inaugurato questa mattina a Rovigo il nuovo carcere minorile con più posti e più spazi per la rieducazione. Il governatore lancia un centro regionale per recuperare i ragazzi con problemi. La politica, il manifesto di Zaia e gli zaiani scontenti. Dentro la Lega lo scontro resta aperto. Roberto Marcato lapidario sull'ex governatore. Veneto nella morsa del gelo, temperature mai così basse dal 2019. Sull'altopiano di Asiago a Marcesina meno 23 gradi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con gli sviluppi sull'omicidio di Mira. È Riccardo Salvagno, quarantenne agente della polizia locale di Venezia, l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di essere il killer del giovane barman. È un agente della Polizia Municipale che dopo la vicenda, non si è più recato al lavoro in servizio. È Riccardo Salvagno, classe 1985, originario di Chioggia, finora incensurato il presunto assassino di Sergiu Tarna, il barman 25enne ucciso con un colpo secco di pistola alla tempia la notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso, poco dopo le 2 del mattino. È stato ucciso questo ragazzo 25enne, è stato prelevato, quindi privato della libertà, fatto montare su un'autovettura, condotto in aperta campagna e ucciso con un solo colpo alla testa. Un solo colpo preciso alla testa, con foro di entrata, foro di uscita. I carabinieri, che in questi giorni hanno setacciato ogni centimetro della campagna in cui era stato trovato il corpo tra Mira e Malcontenta, anche attraverso l'utilizzo di droni speciali, visionando poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e ascoltando familiari, datori di lavoro e amici, l'hanno arrestato il 6 gennaio a casa del padre. Salvagno era espatriato in Spagna dopo l'omicidio, ma poi è rientrato in Italia. Pensiamo che lui in qualche modo abbia cercato un sostegno in Spagna, ma non poteva assicurarsi una permanenza prolungata, perché una permanenza prolungata è costosa, necessita di contatti e quant'altro, quindi in qualche modo si è visto costretto a rientrare in Italia. Era stata mobilitata anche la polizia estera, ma di fatto l'intervento non è stato necessario visto il rientro autonomo del quarantenne nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il padre è andato a prenderlo all'aeroporto, ma al ritorno Salvagno si è fatto lasciare nei campi a Malcontenta, poco distante dall'abitazione, e lì si sarebbe nascosto in un casolare, ma è durato poco. A un certo punto dell'indagine abbiamo ritenuto che fosse rientrato, però pensando che noi ci fossimo in qualche modo disposti intorno alla sua abitazione, si era nascosto nei campi di notte. Quella è una zona molto buia. È stato necessario fare un approfondito rastrellamento anche attraverso visori, camere termiche e quant'altro, tanto che lui poi si è visto costretto a convergere verso la sua abitazione per trovare rifugio, e lì lo abbiamo assicurato alla giustizia. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Gli investigatori però sono certi che ci sia almeno un altro complice, come ha evidenziato il procuratore vicario. Sia per le modalità con cui è avvenuto l'omicidio e soprattutto per le modalità con cui lui è stato privato della libertà e quindi costretto a salire in un'autovettura, riteniamo che ci sia almeno un complice. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. In possesso di Salvagno ci sarebbero 2 pistole. In casa ne è stata trovata una regolarmente detenuta ma non utilizzata, quindi non è quella che ha ucciso Tarna. La
La seconda, che al momento non si trova, così come la radio in dotazione al vigile, è invece quella d'ordinanza. Massimo riservo sul movente. Al momento non ci sbilanciamo sul movente, stiamo lavorando, stiamo valutando tra l'altro la versione dell'indagato che ricordiamo è presunto innocente fino a sentenza definitiva, stiamo verificando la sua versione dei fatti e sul movente non possiamo dire nulla. Oltre alla pista della droga, spaccio, un debito, spunterebbe un'altra ipotesi, quella legata a questioni sentimentali. I due avevano delle frequentazioni comuni e potrebbero essere entrati in competizione per una donna. In agosto Salvagno aveva avuto un momento di fragilità, tanto da raccontare ai colleghi di aver pensato al suicidio. I punti da chiarire sono ancora tanti, bisogna ancora individuare il momento esatto, bisogna capire se chi fosse l'eventuale correo e quindi c'è ancora da lavorare. Un'indagine minuziosa e veloce, quella degli investigatori. In modo, devo dire, ineccepibile, con dei rilievi perfetti, sempre nel rispetto delle garanzie difensive, quindi con piena utilizzabilità del materiale probatorio, ma con soprattutto un puntiglio e una precisione notevole. Nell'interrogatorio di garanzia Salvagno ha risposto a tutte le domande fornendo una visione dei fatti che dovrà ora essere verificata dai carabinieri. Quell'incontro non aveva l'obiettivo di ucciderlo, ha detto il quarantenne, agente della polizia locale. Il suo difensore non esclude che il suo assistito possa avere delle fragilità psichiche. Sentiamo le sue parole ai nostri microfoni. Lo ha incontrato, che cosa le ha detto? Io l'ho incontrato ieri in occasione dell'interrogatorio di garanzia che si è celebrato in carcere a Venezia. Abbiamo parlato, io non lo conoscevo prima, quindi abbiamo avuto modo così di conoscerci e di affrontare un po' le prime fasi del procedimento. Più che altro gli ho spiegato un po' quelle che sono le sequenze che caratterizzeranno questi primi giorni. Ecco, è stato collaborativo, ha risposto alle domande? Allora ha deciso di sottoporsi all'interrogatorio, quindi ha risposto alle domande delle parti, sia del giudice che il pubblico ministero, rappresenta il dottor Del Turco per la Procura di Venezia, che alle mie. Una cosa che le ha detto Riccardo? L'unica cosa che posso dire, perché ovviamente è stata un'indicazione che è emersa nel corso dell'interrogatorio, che la finalità di questo incontro non era ovviamente quella di cagionare la morte di alcuno. Come lo ha trovato? L'ho trovato scosso, ovviamente ci vorranno dei giorni perché capisca un po' cosa è successo, si stanno esplorando varie situazioni che afferiscono alle sue condizioni soggettive, alle sue fragilità. Sembra che manchi la sua arma di ordinanza e la radio. Le è stato detto, si sa qualcosa di dove lui possa averla messa? Ecco, su questo preferisco non rispondere. L'unica, anche perché c'è un'indagine in corso ed è giusto tutelare l'attività che la Procura e i Carabinieri del nucleo provinciale stanno espletando. L'unica cosa che posso dire è che quando lui è stato arrestato ovviamente non aveva con sé nessun'arma da fuoco. Sul movente si parla di droga, si parla di una donna. Lei si è fatto un'idea di cosa può essere accaduto? Posso solo dire che alcune cose che ho letto sulla stampa non corrispondono a ciò che emerge al momento agli atti di indagine. Ci sono dei complici comunque? Non lo so, valuterà il pubblico ministero. Evidentemente ci sono degli elementi oggettivi documentali che sono stati valorizzati, che possono deporre per il fatto che il signor Salvagno non fosse da solo. Un'ultima cosa, lui ora si trova in carcere, chiederà qualcosa di differente rispetto al carcere? Per il momento penso di escludere un ricorso al Tribunale del riesame. Ed ora l'identikit di Riccardo Salvagno, l'agente della Polizia Locale di Venezia, coinvolto appunto nell'omicidio di Malcontenta. Molto riservato, c'ho delle uscite strane di notte, quello sì, però... Strane in che senso? Che esce alle 2:30 di notte con l'auto, dove va? Cioè, non so.
Fantasia strana in effetti. Così il vicino di casa descrive Riccardo Salvagno, il quarantenne dalla doppia identità, agente della polizia locale di Venezia e killer di Malcontenta di Mira, secondo gli inquirenti. Preoccupante, insomma, ti vai vicino all'assassino. Originario di Chioggia, attualmente in forza come vigile urbano al comando lagunare in servizio anche a Mestre e zone limitrofe, era stato 3 anni in servizio alla Polizia Municipale di Padova e prima in quella di Vicenza. In passato aveva lavorato anche per una società privata di vigilanza e nel 2024 si era candidato nel Consiglio Comunale di Spinea con l'UDC, un profilo discreto lontano dai riflettori che nel quotidiano non attirava l'attenzione, dice sempre il vicino di casa. Sembrava gente normale, insomma. A inizio gennaio, 2 giorni dopo, l'assassino e i carabinieri con una scusa si erano presentati a casa di quest'altro vicino di casa al quale avevano chiesto di fornire i filmati del suo impianto di videosorveglianza. È venuto il secondo giorno i carabinieri qua, ha detto che è stato un furto, qualcosa, anche non ha detto la verità, hai capito com'è. E cercavano che cosa? Le vostre telecamere hanno chiesto? Sì, abbiamo telecamere, io non ce l'ho telecamere, capito com'è. Il vigile killer si era trasferito presso la casa del padre con cui viveva da diversi anni, qui al civico 43 di via Moranzani, dove adesso sono presenti soltanto alcuni dei suoi molossi, uno all'esterno a guardia del giardino, le macchine e la moto e una barca parcheggiate all'interno della casa. Abitazione che si trova a meno di 200 metri in linea d'aria dal casolare abbandonato dove il killer si era nascosto dopo l'omicidio, di là dal Naviglio Brenta. Però non conosciamo né la vittima né chi l'ha colpito. Il killer è un vigile urbano. Abbiamo sentito, sì. Cosa ne pensate? Che fa paura tutto questo, questa realtà così vicino a noi. Ne ho sentito e non conosco questo, non voglio dire robe che non lo so. Sgomento e omertà, e questo è lo stato d'animo palpabile nei 2 locali frequentati dall'assassino. È una cosa grave che è successa e quindi così lascia un po' perplessi. È un killer? Non lo so io, sono cinese, Abade sono cinese, non lo so. Lascia un po' amareggiati insomma su questa cosa. Confortante sapere che il killer sia stato assicurato alla giustizia, così la voce comune in paese. L'abbiamo preso subito, anche questo confortante. Chiudiamo dunque quest'ampia pagina dedicata agli ultimi sviluppi sull'omicidio di Sergiu Tarna e proseguiamo con la cronaca con un'altra vicenda davvero inquietante che ci arriva da Belluno, un raid notturno degno di una vera e propria gang, non di 2 ragazzine adolescenti che hanno devastato la stazione di Longarone e un bar aggredendo il titolare. Sentiamo. Un piccone da cantiere usato come un'arma, colpi violenti, vetrine in frantumi, vetri ovunque. È il raid messo a segno domenica sera alle 20:30 alla stazione di Longarone da 2 ragazze minorenni bellunesi, incensurate, di buona famiglia. I fatti sono gravi. Dopo aver distrutto gli ingressi della stazione, l'assalto è continuato al bar all'interno. L'obiettivo? Rubare tabacchi e alcolici. Ma l'allarme ha fatto precipitare il titolare e a quel punto che la situazione è degenerata. Le ragazze hanno iniziato a tirare al suo indirizzo schegge di vetro per poi spruzzargli sul volto ripetutamente il liquido per la pulizia del bancone. Sono prontamente giunti gli agenti delle volanti che le hanno tratte in arresto, le hanno sottoposte a perquisizione e nello zaino di una delle 2 è stato rinvenuto all'esito della perquisizione un pugnale di 34 centimetri di cui 21 di sola lama. Le accuse sono pesantissime: tentata rapina impropria aggravata in concorso, danneggiamento, lesioni aggravate e per una delle 2 anche porto abusivo d'arma. Dopo l'arresto, le minorenni che non erano sotto l'effetto di droghe o alcol sono state trattenute a domicilio fino all'udienza di convalida davanti al giudice della Procura dei minori di Venezia, che ha confermato la misura e disposto per entrambe lo stato di libertà. Non possiamo e non dobbiamo considerarla una bravata, dice il questore di Belluno Roberto Della Rocca, preoccupato per la dinamica, la durata e la violenza con cui l'episodio è stato commesso. Emerge una scarsa percezione del rischio e una
poca consapevolezza delle conseguenze delle azioni che loro compiono. Su questo dobbiamo lavorare in maniera, come sempre abbiamo fatto, con un approccio integrato, educativo e preventivo. Ecco perché lei dice non dobbiamo puntare il dito. Assolutamente, sarebbe un errore, anche perché non c'è nella realtà bellunese, che conosciamo molto bene, una disorganizzazione sociale, scolastica, assolutamente non è nemmeno questo il caso. Però la riflessione del mondo adulto dobbiamo sicuramente farla. Un intervento che guarda alla rieducazione quindi, ma che non cancella la gravità dei fatti. Le famiglie, sorprese e incredule, saranno ora chiamate a rispondere anche sul piano economico. I danni alle strutture sono ingenti e dovranno essere risarciti. Una vera e propria tentata rapina attuata in modalità estremamente violente. Questo è un dato che ci fa riflettere, perché un giovane che infrange la legge non sta solo commettendo un reato, ma sta comunque mettendo potenzialmente un'ipoteca sul proprio futuro, precludendosi potenzialmente concorsi di lavoro e altre opportunità. Ed ancora cronaca dal Vicentino con l'incidente sul lavoro di questa mattina sul Ponte dei Nori a Valdagno. La gru si spezza trascinando con sé il camion su cui era montata e l'operaio al suo interno. È la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuta a Valdagno, nella rotonda che dà sul Ponte dei Nori, e dove un uomo di 58 anni, originario di Cadoneghe in provincia di Padova, è rimasto ferito. Il luogo è lo stesso dove il 17 aprile dello scorso anno persero la vita padre e figlio, Leone e Francesco Nardon, quando il territorio fu investito da un'eccezionale ondata di maltempo che portò a un parziale crollo del ponte. Secondo la ricostruzione, l'auto articolato stava effettuando interventi di manutenzione per la sistemazione di un marciapiede, quando il braccio allungabile della gru ha improvvisamente ceduto. Il manovratore è rimasto coinvolto nella caduta del mezzo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Fortunatamente le cose si sono svolte senza gravi conseguenze per la persona e per l'operaio, anche perché per fortuna il braccio si è spezzato quando era ormai quasi a terra, quindi aveva scaricato il materiale. E fortunatamente la gru si è ribaltata su un lato che ha permesso di limitare i danni per l'operaio, però effettivamente è stato un episodio molto spiacevole, soprattutto in queste circostanze, diciamo, del ponte dove è crollato alcuni un anno fa. Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del SUEM 118 che hanno estratto l'operaio dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure mediche. Un incidente avvenuto all'indomani del via libera per la demolizione completa del Ponte dei Nori per motivi di sicurezza. Nonostante l'episodio però, i lavori sono ripresi rapidamente. L'area è stata messa già in sicurezza, riaperta al traffico da alcuni mesi, in modo tale da permettere di riprendere la circolazione. Stanno procedendo celermente i lavori da parte dell'amministrazione con le ditte che sono state coinvolte per permettere ai pedoni di poter passare, in quanto prima il ponte che è crollato permetteva ai pedoni di transitare da una parte all'altra. Adesso stanno realizzando i marciapiedi e quindi tutto sta procedendo in maniera più celere possibile. Speriamo che non ci siano più intoppi. A Rovigo, ora, dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo carcere minorile. Stanze detentive, ma non solo. All'interno del nuovo istituto penitenziario per minori inaugurato a Rovigo anche spazi per la rieducazione, aule per lo studio, la formazione, laboratori creativi e una palestra. La struttura sarà operativa per la primavera, 7.000 metri quadri in uno spazio che si trova adiacente al tribunale, potrà ospitare 31 ragazzi. Quando entrerà in funzione vi lavoreranno 50 agenti di polizia penitenziaria, oltre ad un direttore, 10 figure tra professionisti del settore pedagogico, impiegati e funzionari amministrativi, un luogo dove la pena si coniuga con la rieducazione, ha sottolineato più volte il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il terzo in Italia dopo quelli aperti all'Aquila e Lecce. Sono strutture ovviamente fondamentali per coloro che si ritrovano caduti all'interno di un contesto criminale importante, ma sono strutture che non sono solo luoghi di detenzione, ma spazi di rieducazione, di educazione, di speranza in un futuro. Ovviamente dipende molto anche da loro, ma noi abbiamo l'intenzione di mettere a disposizione di chi sbaglia
lo strumento per potersi rieducare e ritornare ovviamente nelle nostre comunità. Con l'apertura del carcere minorile di Rovigo ci sarà la progressiva chiusura di quello di Treviso e gli spazi attualmente occupati per la detenzione dei minori verranno riassegnati all'amministrazione penitenziaria, che nel giro di un mese realizzerà uno spazio dedicato ai semiliberi. Ma la novità in Veneto è stata annunciata dal presidente Alberto Stefani. Per la prima volta la regione potrà attivare un centro di recupero ad alto impatto sanitario alternativo al carcere per minori con disagio comportamentale e polidipendenze. Grazie a questa struttura i ragazzi potranno essere coinvolti già durante il periodo di custodia cautelare e ovviamente nella fase di esecuzione della pena. Oggi l'80% di questi soggetti non sono in strutture e ovviamente questo comporta anche una serie di problemi di sicurezza che tutti i giorni noi oggi vediamo. Per dare risposte servono soluzioni concrete. Il progetto, cofinanziato da Regione e Ministero della Giustizia, verrà realizzato in tempi brevi, circa 6 mesi. In queste settimane si stanno analizzando le possibili soluzioni e sarebbe stata individuata anche una struttura adatta. Ed ora la politica con il dibattito sul manifesto politico di Luca Zaia, dalle polemiche innescate da Alberto Villanova sugli zaiani liquidati alle regionali. Il governatore Alberto Stefani, lapidario: io mi occupo del Veneto. Io faccio adesso il presidente della regione, credo che il mio compito sia amministrare, non sia fare politica, così come ho chiesto agli assessori, così come ho chiesto a tutte le persone che collaborano con me, non perderò tempo in altro tipo di dinamiche. Zaiani scontenti? Questione politica, quindi scartata. Il diktat che ha imposto la sua squadra in regione, Alberto Stefani lo applica in primis a se stesso. Niente beghe di partito, anche se il fuoco di queste ore lambisce proprio i vertici del Carroccio. E così il governatore rimanda al mittente di sfoghi come quello di Alberto Villanova e ribadisce quanto detto al Palevin di Arcade. Le parole di Zaia, il cosiddetto manifesto del Foglio, sono in linea con il programma di governo della regione che lui stesso ha messo in moto. I dietrologi potrebbero intravedere in questo anche il tentativo di spegnere le luci della ribalta attorno al predecessore, che da par suo si dice meravigliato del clamore. L'aver espresso, come fanno molti, considerazioni che a me sembrano super pacifiche, non belligeranti rispetto a alcuni temi che sono semplicemente dei contributi a riflettere, ma che senza nessuna presunzione che qualcuno li prenda di punta, vuol dire che il problema non sono le considerazioni ma è chi le fa. La sensazione è che al netto di strette di mano, sorrisi e ringraziamenti reciproci, i nodi da sciogliere in casa Lega siano diversi. Nodi che dovranno prima o poi venire al pettine, se lo stesso Zaia, sul Vannacci numero 2 del partito che ha stigmatizzato il suo manifesto, commenta così. Lui è un vice e quindi ha espresso un vice parere. Ma dentro la Lega lo scontro resta aperto soprattutto tra il Carroccio padovano e quello trevigiano. Ieri sera a Focus scontro tra Roberto Marcato e Alberto Villanova. Vediamo. Se c'è questo manifesto, che è un manifesto politico, e l'ha detto Zaia che è un manifesto politico, ripeto, io sono il primo a dire creiamo una tesi congressuale per quando andremo al congresso Veneto per dire che c'è qualcuno che va avanti su questa linea. Solo perché rimanga agli atti, che questi erano i punti programmatici della mia candidatura al congresso. Roberto, non è che, lo so bene. Ma non ho visto Zaia andare in giro con la motoretta e volantinare per Marcato, visto che erano gli stessi. Il botta risposta a Focus racconta anche plasticamente il solco scavato nella Lega, Padova contro Treviso e viceversa. In mezzo ci sono i rancori pre- e post regionali e soprattutto l'ormai noto manifesto di Zaia, diventato terra di scontro tra le anime del Carroccio, non solo geografiche. Roberto Marcato, uno che la linea salvinian-pannacciana non l'ha mai digerita, è altrettanto duro con Zaia, perché dice questo manifesto arriva a tempo scaduto e ha un solo obiettivo: distinguersi e non sparire fagocitato dal nuovo corso. La notizia sarebbe stata le modalità, e cioè questo è il mio manifesto, domani mattina, che sono un membro autorevole del federale, della Lega, porto questi manifesti, li trasformo in punti programmatici, li metto ai voti in federale. Se no a cosa servono? Servono per attirare l'attenzione. Questo sì, vuole essere il leader del centrodestra, deve esercitare il potere che ha, devi agire da leader.
E ripeto, a giro da lire cosa significa? Che se lui come sottoscritto sono in antitesi rispetto a Vannacci, deve andare al federale e dire io pongo la questione Vannacci, ma non dopo che Vannacci è vice segretario federale. Al congresso federale non c'è stata nessuna teoria, nessuna tesi, nessuna proposta. C'è stato chi ha tentato come sottoscritto di avere una voce distonica, il Luca Ciapapia. In terra trevigiana tradizionalmente c'è anche il cuore degli zaiani, ma non di tutti. Villanova, confermando l'amarezza di quel post che ha generato altre discussioni in questi giorni, mette in mezzo pure la sua segreteria provinciale e usa toni inediti rispetto a quando era speaker della maggioranza e lanciava la linea del Piave. Io in questi 5 anni, soprattutto in questi ultimi 5 anni, ho difeso Zaia, l'amministrazione e la Lega in ogni situazione. L'ho difesa anche quando era molto difficile metterci la faccia e mi sono reso conto che siamo tutti leghisti, ma qualcuno è più leghista degli altri e c'è stata questa situazione dove il giorno prima delle elezioni il mio partito manda attraverso il canale WhatsApp ufficiale della segreteria provinciale manda un messaggio dove invita i militanti a votare 2 candidati, un uomo e una donna, e tra i quali non c'ero io, ok? Il giorno prima delle elezioni e dopo resti fuori per 150 voti. C'è tanta amarezza. Volano gli stracci, insomma, e lo stesso Villanova si appella a un nuovo congresso dove mettere in chiaro che non esiste una linea unica nel partito, ma bulldog marcato e scatenato, e ancora una volta ribadisce il concetto mettendo nel mirino proprio Zaia. Nell'ultimo congresso federale c'è stato qualcuno, Zaia compreso, che ha proposto tesi congressuali? No. C'è stato qualcuno che ha proposto alternative a Salvini? No. Non c'è stata una grande rivoluzione. E Salvini può dire tranquillamente a tutti, muti, perché io sono stato eletto per acclamazione. E ha ragione lui, perché chi avrebbe potuto dire qualcosa non l'ha detto. E chiudiamo con il freddo che sta attanagliando la nostra regione in questi giorni con valori abbondantemente sotto lo zero che si registrano in montagna ma anche in pianura. Il record ancora una volta spetta la piana di Marcesina sull'altopiano di Asiago dove la colonnina di mercurio ha toccato i meno 23,1 gradi seguita dalla cima della Marmolada con 21,9 e la Torbiera in Pian del Cansiglio con 21,8 gradi sotto zero. Tra i centri della montagna il più freddo è Asiago con meno 15,4, Belluno, il capoluogo di provincia più freddo con meno 11,8, seguono Vicenza meno 7,8, Padova meno 6,7, Treviso meno 6,3, ancora Verona e Rovigo temperature minime intorno ai 5 gradi sotto zero. Il gelo non risparmia nemmeno Venezia dove il termometro ha fatto registrare 2 gradi e mezzo sotto lo zero. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo come sempre subito dopo la sigla l'appuntamento con il meteo di Antenna 3. Buona serata, arrivederci.